Buonasera a tutti, grazie Governatore per questa occasione. Io devo essere sincero, non volevo parlare stasera, però mi sono sentito in dovere. Allora, io faccio parte del club da quando è nato il club a Caltagirone nel 1986, quindi fate i conti, poi ho continuato Lions, eccetera. Allora, io ho sentito tante cose, mi piaceva dare il mio contributo. Prima di tutto, retention dei soci, quindi nuovi soci e retention dei soci. Come si può fare? Sono state dette delle cose interessanti, io volevo puntualizzare il fatto di dare veramente il nostro contributo, deve essere il piacere di stare insieme e quindi questo piacere, trasmettendolo a tutti, sicuramente rafforza intanto la retention, perché sostanzialmente si sta bene insieme, coinvolgendo soprattutto le consorti o i consorti, perché giocano un ruolo fondamentale all'interno di ciascun club. Il discorso dei service, io vado telegraficamente perché i minuti sono molto pochi. I service sono tanti. Allora io questo aprirei come dire, un ragionamento, nel senso che sicuramente siamo invasi da email di tutti i tipi e di tutte le specie, però è anche vero che ci sono veramente tante occasioni che tante volte i presidenti non conoscono. I presidenti perché sono quelli che sostanzialmente per quell'anno guideranno il club e che quindi formeranno sostanzialmente il programma del club. Secondo me le informazioni dovrebbero arrivare prima dell'inizio dell'anno sociale, perché noi siamo quasi a novembre e ancora stiamo parlando di un inizio di anno. Allora io credo che bisognerebbe ragionare, non so come, io avrei qualche idea, ne possiamo parlare, di fare una formazione dei presidenti prima dell'inizio dell'anno sociale. Allora come si deve fare? Sostanzialmente si potrebbe ragionare che il nuovo, diciamo il primo vice governatore possa già contattare prima dell'inizio dell'anno senza invasione di campo. Io so che qualcuno si sente un po' invaso nel suo campo, eccetera, eccetera. Fare una formazione in modo tale che già dal 1° luglio ciascun presidente di club abbia le idee chiare su quello che può realizzare. Perché, devo essere sincero, io nella riunione di circoscrizione abbiamo avuto tanti presidenti, mi hanno ringraziato che praticamente hanno accolto o raccolto, meglio ancora, delle informazioni che non avevano avuto in precedenza quando hanno stilato il programma del loro club e che quindi hanno dovuto, come dire, prendere queste idee per in qualche modo rettificare i loro programmi. Puntare sui giovani. Un appunto che ti faccio, Mariella, ti chiedo scusa se questo lo posso fare. Probabilmente qualcuno dei Leo io l'avrei invitato oggi, però ecco questa è una mia riflessione, ma non prendila come una mia riflessione, punto. Ok, ti chiedo scusa, siccome non li ho visti, allora erano invitati, scusate la mia interferenza su questo. Presidente di circoscrizione, figura da sopprimere. Io sono presidente di circoscrizione, ho fatto il delegato di zona l'anno in cui Saro Pellegrino è stato governatore e quell'anno, come ha detto lui, non ci sono stati presidenti di circoscrizione. Vi posso dire che non si sta male. Voglio dire, alla fine effettivamente se le zone vengono strutturate in maniera diversa e quindi delle zone un po' più grosse rispetto a quelle che sono attualmente, probabilmente il presidente di circoscrizione, condivido, potrebbe essere anche una figura, diciamo, come dire, eccessiva, ecco, diciamo così. Avrei tante altre cose da dire, comunque chiudo su un discorso. Non dobbiamo dare budget incremento soci, come abbiamo detto, perché è come quando si danno i budget per l'incremento in banca, l'incremento degli impieghi. Come voi sapete, incrementare gli impieghi non ci vuole niente, perché basta dare i soldi a chiunque. Poi il problema è che cosa ritorna poi in termini di soldi, poi, se riusciranno a restituirli. Nel senso, meglio pochi ma buoni. Questo è fondamentale. Comunicazione, cosa importantissima. Ne abbiamo parlato con Walter Buscema quando è venuto alla riunione di circoscrizione. Io credo che sia fondamentale per la crescita dell'associazione, sia in termini di immagine, ma soprattutto
di incremento dei soci e soprattutto di mantenimento dei soci, perché la gente si sente proprio far parte di un qualcosa che ha anche di visibilità, anche perché far parte del Lions Club penso che non ce l'ha imposto il medico, quindi deve essere anche il piacere di starci. Scusate.